nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruii una casa mia. Vivevo tranquilla con il mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Grazie, Teresa. Ma i nuoresi del suo tempo, coetanei direi della Deledda, non amavano la Deledda perché dicevano che la Deledda non tendeva ad altro che a rivelare un mondo arcaico, un mondo lontano, un mondo vecchio, eccetera, eccetera. Tanto è vero che durante la settimana santa Prete Virde, che faceva appunto, la predica occasionale, indicò la Deledda e le disse direttamente in chiesa, invece di interessarsi di certe storie indegne, pensi piuttosto a pregare Dio. Questo fatto, impressionò tutta la chiesa, ma l'uscita poi fu epica, perché quando Prete Virde venne fuori dalla cattedrale di Nuoro, da Santa Maria della Neve, incontrò il cavaliere di Nuoro, che era Antonio Ballero, che non era come gli altri nuoresi, ma era uno che cercava, che vedeva il futuro e amava e stimava la Deledda, e praticamente, chiese a Prete Virde spiegazioni di questa offesa diretta che aveva fatto in chiesa, e la cosa si scaldò talmente che vennero alle mani tutti e due.